Ad Agrigento circa 500 cittadini hanno firmato una petizione inviandola al sindaco Franco Miccichè affinché la palestra distrettuale in via del Normanni, nei pressi dello Stadio del Seneto recentemente inaugurata, sia intitolata a Don Pietro Fusetti, un sacerdote guanelliano, pioniere della pallamano agrigentina, una figura ricordata da generazioni di giovani atleti per il suo contributo allo sport e alla comunità. Ha espletato il ministero sacerdotale presso la parrocchia della Divina Provvidenza di fronte al campo sportivo della città, raccogliendo i giovani della zona per dare una sana educazione religiosa, offrendo un posto sicuro, l'oratorio, dove i ragazzi potessero praticare le attività sportive. Possiamo definire Don Pietro un uomo della coerenza, dell'inventiva nell'educazione dei giovani. Dal suo aspetto burbero e talvolta trasandato sprigionava un entusiasmo di generosità, abnegazione nel ben operare disinteressatamente a favore dei giovani. Così nel 1986 nasceva la prima società di pallamano denominata Ital Agrigento, grazie al lavoro instancabile di Don Pietro, che è riuscito nel 1984 a portare la squadra composta da soli giocatori agrigentini in Serie B, il secondo campionato di quel periodo. Don Pietro Fusetti fondò e promuove la pallamano come disciplina sportiva nella nostra città. La sua dedizione verso i giovani e lo sport merita di essere onorata con un segno permanente alla sua memoria. L'intitolazione rappresenterebbe un tributo duraturo e condiviso perché la sua figura è inserita nella storia sportiva ed educativa di Agrigento. Pertanto, conclude il comunicato, gli iscriventi chiedono al sindaco Miccichè che venga intitolata la palestra polidistrettuale di via dei Normanni a Don Pietro Fusetti, sacerdote guanelliano.